E dunque partita la Serie 2, la Serie 3 è andata ad Andrea Frigo in 2:27,99. L'atleta dell'Hydros dunque è in testa alla classifica proprio davanti alla Turato che ha chiuso in 2:32,61, poi la Nicoletto 2:32,68. Teresa Soldati intanto 30,64 davanti alla Bonfini e alla Cattapanna dopo la prima frazione. Per cortesia Giorgia Cadoglu, Sofia Guadagnini, Katia Cagnato, Tiasa Pintar, Vanessa Andreetta e Veronica Lucchese con sollecitudine in zona premiazioni. Teresa Soldati intanto al comando, lei che nell'edizione 2010 dei campionati giovanili era stata argento nei 400 stile libero, quindi atleta già medagliata in campo nazionale giovanile. Ha virato a metà gara in 1:06,29 davanti ad Anita Cattapan 1:07,64, poi Serena Mometto 1:10,07. E sono alla partenza intanto per la prima serie dei 200 misti assoluti femminili. In corsia 1 Greta Cagnato, Veneto Banca Montebelluna. In corsia numero 2 la campionessa italiana giovanile dei 100 e 200 rana, vice campionessa italiana giovanile e di categoria dei 200 misti, Francesca Fangio, nuoto Livorno. Al suo fianco in terza corsia, nella stagione scorsa è stata campionessa italiana assoluta dei 100 misti, vice campionessa italiana assoluta dei 200 misti, un atleta che vanta 11 titoli italiani assoluti, Laura Letrari, Esercito. In corsia 4 è stata finalista nella rana ai mondiali junior del 2011 e semifinalista agli europei giovanili, Tiasa Vosel, Slovenia. In corsia 5 Giordana Gava, nottoli nuoto, in 6 Stefania Draganov Cordas per